Ciao a tutti, oggi preparo le tiritas o caschetras perché poi nelle varie zone della Sardegna vengono chiamate con diversi nomi, ma sono sempre loro. Le tiritas di Saba, cioè di mosto cotto. Gli ingredienti che mi occorrono per preparare questi dolcetti molto buoni sono 250 g di semola rimacinata e 250 g di farina 00, le ho già messe insieme, 50 g di zucchero e 60 g di strutto, questo per la sfoglia, e l'acqua tiepida quanto basta, poi vedremo, sarà circa 250 g. Dopodiché per il ripieno mezzo chilo di saba, 150 g di mandorle macinate, la scorza di un bell'arancio e 50 g di semola fine. Inizio subito a preparare la sfoglia. Verso anche lo zucchero nelle due farine e do una bella mescolata prima di andare ad aggiungere lo strutto e l'acqua. Eccoci. Aggiungo lo strutto e pian piano inizio ad aggiungere acqua tiepida. Adesso che ho impastato un pochino, lo porto sul tavolo da lavoro, così lavoro meglio l'impasto e mi rendo conto se c'è bisogno di aggiungere ancora un goccino d'acqua o no. Mediamente ci vanno sui 200-250 ml di acqua. Qua dovremo essere a posto con l'acqua. L'impasto va lavorato bene perché deve essere bello liscio. Quando l'impasto è ben lavorato lo porto in una busta da congelatore e lo lascio come al solito a riposo per una mezz'oretta circa, così nel frattempo prepariamo il ripieno. In una pentola ho versato la saba, accendo il fornello, fuoco moderato, e faccio scaldare la saba così diventa un po' più liquida. Intanto la saba inizia a sciogliersi, questa era proprio bella densa, che meraviglia. La saba è abbastanza liquida, è bella liquida, quindi vado a versare tutta la scorza d'arancio, mescolo un attimino. Profumatissimo, mamma mia che buona, la scorza d'arancia è da un profumo ottimo. Verso anche i 150 g di farina di mandorle e vado avanti a mescolare affinché si amalgami bene, sempre col fornello acceso. Dopodiché al composto aggiungo 50 g di semola fine e mescolo sempre molto bene. Man mano lascio cuocere fino a quando questo composto si rassoderà e si staccherà dalle pareti della pentola. Deve cuocere per un po'. Il tempo insomma non è un tempo prestabilito, perché quando vediamo che il composto diventa più o meno come una polenta, la densità di una polenta, si staccherà un po' dalle pareti della pentola, allora sarà pronto. Il composto ha raggiunto la consistenza giusta. Ho spento il fornello e lasciamo riposare un pochino perché non deve essere proprio bollente, altrimenti ci ustioniamo le mani. Nel frattempo andiamo a preparare le sfoglie. Riprendo l'impasto e inizio a tirare una bella sfoglia. Ne taglio
un pezzetto e lo tiro leggermente con il mattarello prima di andare a passarlo nella sfogliatrice. Se serve magari spolveriamo leggermente col tavolo da lavoro con la semola. Inizio a tirare la sfoglia. Potete spolverare il tavolo da lavoro con la semola o con la farina. Con una rondella tagliapasta, io uso quella sarda, tanto carina, fa un taglio molto decorativo, vado a tagliare delle strisce. Prima per il lungo, l'altezza deve essere intorno ai 4 centimetri. Dopodiché intorno una lunghezza circa 14-15 centimetri. Così faccio per tutte le sfoglie. Dopo i ritagli andremo a impastarli di nuovo e a ricavarne altre strisce. Dopodiché prendo qualche pezzetto di ripieno che ho preparato prima, vado a tirare dei salsicciotti che devono essere leggermente più corti della sfoglia perché poi devo chiudere. Vado a rigirare la pasta, l'impasto. Do un pizzicotto nelle due estremità e vado a chiudere o così a cuoricino oppure in forme come più piace a noi. Questa è una delle più classiche a cuoricino e la sistemo da parte. Prendo ancora un pezzo di impasto, ormai non è più bollente, è caldo ma non è più bollente. Qualcuna verrà un po' più grande, qualcuna un po' più piccola, ma questa è la loro forma più o meno. Qualcuna semplicemente a ferro di cavallo. I stilicas sono quasi pronte ad andare in forno. Con una pinzetta possiamo decorarne qualcuna. Non è obbligatorio farlo, ma se ci piace farle un pochino più carine, possiamo usare le pinzette decorative. I stilicas possono andare in forno preriscaldato 160 gradi ventilato per 15-20 minuti. Comunque controllate la cottura perché la sfoglia deve rimanere il più bianco possibile. I stilicas sono cotte, sono bellissime, sono soddisfattissima. Le lascio raffreddare prima di andare a impiattarle. Stilicas sono pronte, io le trovo bellissime.
e sono molto soddisfatta del risultato ottenuto. Se a voi questo video è piaciuto, mettete un pollice in su, iscrivetevi al mio canale, se volete commentare sotto fatelo pure, rispondo sempre a tutti. Sotto in descrizione vi lascerò anche tutti gli ingredienti uno per uno se volete provarle a casa.